che avviene in questo istante. Rift Valley JB scavalca rispetto P, è veloce al largo Wadker, parte forte anche Raimo Jet, 3 in linea al passaggio dei 200 iniziali in 14.1 con Wadker che scavalca la condiscendente Rift Valley JB, al largo è Raimo Jet, poi rispetto P all'esterno Revé Le Bar. Il passaggio ai 400 iniziali in 29.1 sul mio cronometro con Wadker al comando, rispetto all'esterno in corda c'è, scusate, Raimo all'esterno in corda c'è Rift Valley, poi rispetto con al largo Revé Le Bar. Ancora Rudedu, quindi Rei Zamuro e intanto Raja. Intanto si va verso il completamento degli 800, 45.600, gli 800 in 1,1 e 3 decimi, lo scatto in terza di Revé Le Bar che scavalca Raimo Jet e punta su Roi de Coeur. Il primo chilometro in 1,16,6 sul mio cronometro, Wadker alla corda all'esterno, Revé Le Bar, poi Rift Valley JB con al largo Raimo Jet che è stanco. E intanto numero 2 Rift Valley JB squalificato. Wadker al comando, all'esterno Revé Le Bar, più indietro Rudedu e poi in terza avanza anche Rei Zamuro, sbaglia Revé Le Bar e allora Wadker in nettissimo numero 8 vantaggio, Revé Le Bar poi squalificato. Rudedu, quindi Rei Zamuro, Wadker, un altro bellissimo figlio di Love You, guardate che bel sauro che è questo, che va a vincere facile, facile, davanti a Rudedu, poi Rei Zamuro e al quarto posto rispetto OP. 2.01 e 4 sul mio cronometro. La media direi 15,7, 15,8 potrebbe essere, forse anche 16 scarso. 15,8 giù. Wadker e Edoardo Baldi. Il training di Alessandro Baldi, colori del signor Angelo Macchi, la quota al totalizzatore 2,75.